Molto breve perché comunque ne avremo per 20 minuti, quindi io mi limito solo a ringraziarvi tutti, indistintamente, da giocatori e accompagnatori che quest'anno si sono uniti in un magnifico abbraccio scacchistico, per cui avete giocato praticamente quasi tutti. Anche chi non ha partecipato al gioco però ha vissuto emotivamente l'emozione dei parenti e dei figli, dei nipoti che giocavano. Direi che c'è stata una partecipazione superiore a ogni aspettativa, proprio alla manifestazione scacchistica agonistica ma anche amatoriale, come ci teniamo a sottolineare. Spero che vi siate trovati bene e che un altro anno possiamo confermare già da oggi questo appuntamento, magari con qualche piccola innovazione, facendo anche un torneo open per adulti un po' più qualificato. Insomma, quest'anno eravamo abituati a 10 genitori che giocavano, insomma, tanto per quest'anno sono venuti dei maestri, adesso li presenteremo, quindi è stato un torneo importante che ha gratificato, penso, un po' tutti. Diciamo, tutti coloro che hanno partecipato al torneo amatoriale, anche chi con scarsi risultati, cioè che è casuale da quella parte, e soprattutto i vari maestri che hanno partecipato, che si sono prestati diciamo, a giocare con noi per il puro gusto di giocare. Ci scusiamo anche per i premi che magari non sono quelli a cui sono abituati, però era giusto per stare insieme di una giornata. Partiamo dal basso. Giorgio, vai tu, vai. No, Giorgio, perché sono tutti amici. Hai chiamato Giorgio? No, non è. No, Giorgio è fuori graduatorio. Hai detto che il basso? Ma cioè lui viene meno. Vabbè, comunque hanno fatto tutti almeno un punto, quindi già questo. Allora, ultimo ma non ultimo, di Natale Claudio, un applauso. Una pregiatissima maraviglia. Girate per favore, fermate, vai un po' di foto. Che fortunato. Dai, corriamo veloci. Barone Amedeo. È andato via. Figlio, non c'è il papà. Il figlio ritira per il papà. Figlio, per il papà. Il figlio può fare di giocare meglio la prossima volta. Allora, sempre un punto Ciriolo Lucio, un applauso. Ci sono diversi papà che stasera verranno ricoverati dai figli. Grande. Allora, sempre un punto a Ahmed Benjamin, spero di aver pronunciato bene. Perfetto, grazie. Poi a 2 punti Libertascioli Francesco. Ritira il premio della Rosa. Allora, 19esimo, sempre a 2 punti da Iuris Nicola. Ci sei? Perfetto. Marco. Girate per favore. Grazie. Si prepari Orfini. Allora, 17esimo. Portatore sfiga. Orfini Giorgio. Discorso. Fermate lì. E pensate, non si è dovuto neanche impegnare più di tanto. Allora, abbiamo adesso la prima delle donne che premiamo, il nome del quartetto al basso, Verna Giulia, un applauso. Per incentivare lo scacchismo femminile, medaglia d'argento come seconda classificata. Giulia.
3 punti De Viti Daniele, 15esimo. Guarda come ride. Gira per favore. Pure Dario Rosato, quindi un bellissimo applauso per Laico Agnese, prima classificata a Melone. A 2 punti di Natale Francesco, un bel applauso. Riccardo. Classificato a 3 punti l'incontenibile anche a pranzo, piccolissimo Enrico Ciriolo. Guardate qua. L'elegantissimo De Viti Dario dall'Aquila. Certo, Dario fa un discorso. Vince il torneo solo per i Pupils, quindi fortunatissimo come al solito. Il piccolissimo Nicolò Orfini da Roseto. Allora secondo me ha imbrogliato. Il padre è imbrogliato. Allora, ha imbrogliato bene, non se ne è accorto nessuno. Allora, un premio in più, un bellissimo portachiavi delle Torri del Pomano, visto che ha vinto anche il torneo. Guarda qua, guarda. Non perché mio figlio. Oggi sembra la cazziata, oggi ce l'avevo preso. A 3 punti e mezzo Ciaramella Lorenzo. Una bellissima Lorenzo. una macchia sulla spada. Lorenzo. Il capellutissimo che adesso si è rapato, non lo so perché, sempre a 4 punti, da Chieti, Giacchetti Stefano. Da Basciano, anche lui fortunatissimo, Gabriele Di Marcantonio. Primo under 16, a cui faccio un ringraziamento particolare perché ci ha aiutato anche a Pineta a fare la simultanea con i ragazzi. Ed è arrivato secondo assoluto solo perché Nicolò è troppo fortunato e ha vinto per i Pupils. Il bravissimo Joshua Coronel.